presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, con un incontro a Ca' Corner, si difende dalle accuse promosse dall'opposizione, presentando i conti della precedente amministrazione dal 2007 ai primi mesi del 2009. Tutti i nodi vengono al pettine. Ed infatti la presidente Zaccariotto snocciola cifre e spese che l'amministrazione precedente, di centro-sinistra, ha compiuto sino all'entrata in carica della nuova giunta. Tra i dati emersi figurano oltre 13.000 euro di spese in cene nell'anno 2007, come 500.000 euro spesi per la comunicazione a cavallo fra il 2007 e il 2008. Io ho ritenuto doveroso fornire ai media quella che è la documentazione che possa effettivamente dimostrare se questo corrisponde a verità oppure no. Inoltre la presidente Zaccariotto risponde alle accuse pervenute dall'opposizione su alcune spese effettuate recentemente. Ma quello che oggi abbiamo prodotto è che questa amministrazione ha fatto degli investimenti per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, diversamente magari dall'amministrazione precedente che nella scelta delle priorità ha ritenuto che fosse più opportuno annualmente consumare per cene e colazioni circa in media 13.000 euro all'anno e che molto probabilmente se quei 13.000 euro fossero stati utilizzati per comprare il lampadario non avremmo dovuto farlo noi quando ci siamo insediati nel 2009. Il bilancio era stato in 6 mesi assolutamente esaurito. Io credo che ci sono delle spese delle comunicazioni che vanno rispettate perché è fondamentale come strumento per raggiungere i cittadini, però anche questo deve essere fatto con criterio.